Catania è praticamente fallita, anche se oggi come premio il governo Berlusconi ha stanziato 140 milioni a fondo perduto, una regalia di soldi pubblici che è uno scandalo. Secondo alcuni il debito complessivo si aggirerebbe attorno al miliardo di euro. Tutto questo disastro è stato provocato da chi ha governato la città dal 2000 ad oggi. Il sindaco era Scapagnini, medico personale di Berlusconi e attualmente in Parlamento, e vice sindaco era Lombardo, l'attuale governatore siciliano. Questa situazione di crisi era palpabile e visibile anche prima delle elezioni di aprile. Eppure il centrodestra, che ha creato questo disastro, ha stravinto le elezioni. Ad esempio a Catania c'è un dipendente comunale ogni 72 abitanti, come se il comune di Pordenone avesse 700 dipendenti. Ecco perché c'è questa situazione di saccheggio, perché di saccheggio si tratta. Catania sta affondando e i catanesi confermano gli amministratori che appunto autori di questo saccheggio. E come dite Giorgio Bocca, non solo riconfermati in modo plebiscitario, ma anche lodati dalla stampa di regime, che cita questi misteri osceni della democrazia corrotta come esempi di buon governo. Da un'inchiesta di Repubblica sulla situazione politica siciliana emergono altri fatti devastanti di sprechi e di clientelismo con assunzioni di parenti, amici e compari vari, che ha dell'incredibile. Ecco qualche numero. La Regione Sicilia ha tanti dipendenti regionali quanti il Piemonte, Lombardia, Lazio, Emilia-Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia messi assieme. Ha 21.104 unità, di cui 2.320 dirigenti, uno ogni 8,4 dipendenti. Sempre in Sicilia c'è un dipendente regionale ogni 239 abitanti. In Lombardia, per fare un esempio, la proporzione, Lombardia è una delle regioni più importanti, se non la regione più importante in Italia, la proporzione di un dipendente ogni 2.500 abitanti. E i dipendenti sempre della regione Lombardia sono 3.700 anziché 21.100 erotti, di cui 300 dirigenti anziché 2.320 della Sicilia. La spesa totale di questo caravanserraglio, non si può definire altro, scrive la Corte dei Conti, è di 970.916.000 euro. Il Consiglio regionale siciliano è composto da 90 deputati, il loro stipendio è di 19.000 euro e poi 72 deputati su 90 fanno parte di qualche commissione e quindi incassano altre laute prebende. È una cuccagna. La sanità in Sicilia, che notoriamente non gode di ottima salute, costa 8 miliardi e mezzo, il 30% in più di quanto spende la Finlandia per la sua sanità. E poi, quando il papà di Totò Cuffaro, l'ex governatore della Sicilia, ha avuto bisogno di cure mediche ospedaliere, il suo caro figliolo l'ha fatto ricoverare in un ospedale di Verona, non in una struttura dell'isola. Probabilmente non si fidava della sua sanità. Alle ultime elezioni di aprile il centrodestra ha stravinto in Sicilia e Lombardo è subentrato Totò Cuffaro, ma la musica non è cambiata, anzi il sistema è peggiorato. Sono stati cooptati un battaglione di figli, fratelli, cugini e amici degli amici, tutta gente che oggi incassa 70.000 euro l'anno. Anche in Friuli Venezia Giulia accadono cose simili. E di oggi la notizia, se vera, riportata dal Messaggero Veneto, che il fratello dell'assessore regionale De Anna è stato assunto a tempo determinato dalla regione. Ovviamente l'assessore non ne sapeva nulla. Secondo me Elio De Anna è sfortunato. Ha un fratello che si fa assumere di nascosto prima in provincia di Pordenone, quando lui era presidente dell'ente, e ora anche in regione. Un comportamento che lo mette in oggettive difficoltà perché i maliziosi potrebbero pensare che sia lui stesso ad assumerlo, naturalmente attraverso terzi. Ma queste sono solo male lingue. Ritornando alla Sicilia, ecco che sorge spontanea la domanda. Perché, se la situazione in Sicilia è così drammatica, i siciliani hanno votato compatti e a grande maggioranza questo centrodestra che governa ormai da decenni e che ha creato questo mostro? Io penso che i siciliani siano così disperati che sperano di avere qualche briciolo di questo immondo banchetto. Il clientelismo è figlio della miseria, prima morale e poi economica. Anche per questi motivi il nostro Paese sta perdendo il treno con le altre democrazie occidentali. In Italia non è premiata la capacità, la bravura, l'impegno, ma è più utile avere l'appoggio giusto del potente politico di turno. Per la mancanza di meritocrazia l'Italia ha ucciso intere generazioni di giovani.
Alcuni scappano per portare i loro talenti in paesi dove vengono apprezzati e valorizzati. È recente la notizia che a 5 anni dalla laurea il 52% dei laureati se ne va all'estero. Se non si comincia a premiare i giovani di valore, per il nostro paese si prospetta un futuro di decadenza. I prodromi sono già evidenti. Arrivederci a mercoledì prossimo.